Mese prima del contagio ufficiale numero 1, il virus in Francia già circolava, dichiarano oggi i medici di un ospedale di Parigi. Nel paese, fra le polemiche, riaprono le scuole, mentre in Grecia riaprono i parrucchieri. Sentiamo Pier Damiani d'Agata. Oslo è un cane poliziotto addestrato a riconoscere l'odore del sudore di un paziente Covid. Pensiamo di farlo lavorare in situazioni di grande folla come aeroporti o navi da crociera. La Francia fa i conti con il dopo pandemia, che secondo le informazioni di un ospedale di una banlieue parigina sarebbe iniziata nel paese il 27 dicembre, un mese prima della data ufficiale. Un virus con tante incognite. Anche per questo 300 sindaci della Île-de-France scrivono una lettera aperta chiedendo solennemente al governo di rinviare la riapertura delle scuole prevista per l'11 maggio. Ritornano invece tra i banchi, sebbene a distanza di sicurezza, i bambini tedeschi. Non tutti però, ognuno dei 16 Länder deciderà cosa fare, mentre il governo di Berlino vara oggi un pacchetto di aiuti sanitari, 3 miliardi e 100 milioni per raddoppiare i letti in terapia intensiva. Quei posti che sembrano esaurirsi negli ospedali di Mosca, epicentro dell'epidemia. Il paese fa i conti con un'ondata pandemica senza precedenti, con un aumento di 10.000 nuovi casi al giorno, tra cui il premier russo. Queste immagini arrivano invece da Atene. Dopo 42 giorni senza parrucchieri, i telefoni di questo salone suonano senza sosta. Agenda piena per le prossime 2 settimane e barriere di sicurezza per distanziare la clientela. Lo dicevamo, scontro a